colpito da sospetta febbre emorragica, muore pochi giorni dopo il rientro dal Congo. Accertamenti diagnostici sull'origine della malattia. Intanto è scattato l'isolamento per l'unico contatto dell'uomo. L'aggressione al 22enne ferito al collo in via Castelmenardo, identificati dalla polizia altri 2 giovani presenti al tentato omicidio. Intanto in prefettura comitato per garantire la sicurezza durante le feste. Identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza i presunti autori della rapina nel negozio Petrin di Vicolo Rialto. Una 27enne ferita ai domiciliari, denunciati altri 2 ragazzi di 17 anni. Il delitto di Sofia Melnik, la 46enne trovata morta 7 anni fa in un burrone a Borso del Grappa per la procura, fu omicidio-suicidio. Riese Piodecimo ha salutato per l'ultima volta Sergio Piva, l'89enne deceduto la scorsa settimana nel tragico frontale sulla Schiavonesca con un corriere Amazon. I figli era il nostro faro. Nella maratona notturna in Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che stanzia 50 milioni per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Rischia l'arresto e un'ammenda fino a 10.000 euro un 60enne di Vedelago che, infuriato con il figlio abbandonato per strada e il suo cane, rintracciato e denunciato dalla polizia locale di Castelfranco. Buonasera, ben ritrovate, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque questi titoli, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi come ogni martedì, che riguarda i migranti. Lo vedete, migranti in Albania, il sistema funzionerà? Se volete rispondere sì in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring, potete ovviamente votare fin da ora. Ed ora l'abbiamo detto in apertura di questo telegiornale, un 55enne di Trevignano è stato colpito da una sospetta febbre emorragica ed è morto pochi giorni dopo il rientro dal Congo. Ma noi ci colleghiamo subito con Trevignano, dove per noi c'è Lucio Zanato. Lucio, buonasera. Buonasera, ti correggo, siamo nel Vescovado perché Franco Bonesso, sindaco di Trevignano, l'abbiamo letteralmente portato via dal pomeriggio di incontro con il vescovo, con i sindaci, che è ancora in corso, però ha avuto quasi il dovere di essere qui con noi proprio per informare i propri cittadini e tutti noi di questo fatto, che l'ha colta di sorpresa. Lei quando ha saputo di questa notizia? Ma ero in assemblea dei sindaci di Priula e ho cominciato a suonare il telefono. Al termine ho telefonato al primo giornalista che mi aveva chiamato e mi ha chiesto se avevo notizie rispetto a questo mio concittadino che era deceduto. Io non avevo assolutamente nessuna informazione. Ho contattato il direttore generale che mi ha richiamato un po' più tardi e mi ha detto cosa era successo, che però non c'era ancora assolutamente niente, stanno aspettando l'esito dell'autopsia. Ecco, proprio per questo allora intanto facciamo il punto della situazione nel servizio di Marta Marangoni e poi torneremo qui a parlare con il sindaco. È morto nella sua abitazione a Trevignano un 55enne rientrato di recente da un viaggio in Congo. Andrea Poloni è deceduto ieri sera. Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate dopo che era tornato a casa da un viaggio nel paese africano. È il primo caso sospetto in Italia di morte per febbre con emorragia dopo l'epidemia scoppiata nel paese africano. Una malattia sconosciuta che ha provocato un centinaio di decessi, soprattutto tra i bambini, nella regione di Panzi, nel Congo. Del decesso è stato subito avvisato il servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Sono in corso gli accertamenti diagnostici in collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma per far luce sull'origine della malattia. In attesa dei risultati sono state immediatamente attivate le misure di sanità pubblica previste in accordo con il Ministero della Salute, l'Istituto Spallanzani e l'Istituto Superiore di Sanità. Tra queste il protocollo sanitario che prevede l'isolamento fiduciario domiciliare per l'unica persona nota come contatto del 55enne ed è stata avviata la relativa sorveglianza sanitaria. L'accesso all'abitazione dell'uomo, che si trova in via Carso a Trevignano, è stato interdetto in attesa che sia fatta chiarezza sulla natura del decesso. I risultati delle analisi dovrebbero arrivare entro 24-48 ore e si spera chiariscano l'origine della patologia che ha causato la morte del 55enne.
Appunto, si spera che si chiarisca. Cosa ha detto il direttore Benazzi? Cosa le ha detto? No, niente di particolare, stanno aspettando gli esiti degli accertamenti che saranno effettuati e poi prenderanno eventuali provvedimenti, anche se ad oggi non c'è nessuna necessità di far niente per i cittadini di Trevignano. Ecco, quindi diciamo la prima notizia a tutti i cittadini è non allarmarsi. No, ma allora, purtroppo nella nostra vita attuale abbiamo avuto tutti esperienza di cosa possono vuol dire situazioni pandemiche, ma senza preoccuparci di quello, cioè riferirsi al Covid. Anche prima ci sono stati altri casi con le meningiti. Io credo, ho la massima fiducia dell'ULSS, che se ci sono operazioni da fare saremo attivati per tempo per fare tutto quello che è necessario. Ad oggi non c'è nessuna urgenza di far niente. Quindi insomma attenzione, però non allarmarsi più di tanto. Lei conosceva Andrea Poloni? Allora, non personalmente, però l'avevamo conosciuto come comune perché aveva partecipato a una delle iniziative che avevamo fatto, il Cavedin l'agricoltura dei Cavedin. Essendo lui un agricoltore che coltivava la canapa, si era inserito in questo nostro itinerario turistico per promuovere le produzioni locali. Poi lui aveva una compagna, una moglie eritrea ed ha avuto una figlia. Guarda, questo non lo so, io posso dire solo di averlo visto di vista, non ci ho mai parlato. Quindi che avesse proprietà ad esempio in Africa eccetera non è confermato? Non posso dire niente. Ecco, comunque insomma la notizia per soprattutto i cittadini di Trevignano, ma in genere tutti noi, è vigile ma tranquillità, quindi nessun allarmismo, almeno finché non arriveranno i dati dello Spallanzani, e sicuramente il sindaco sarà il primo ad essere informato. Come è successo in altre occasioni, se ci sono problemi verrò prontamente avvertito dalla nostra ULSS. Grazie, se non ci sono domande, linea allo studio. Grazie davvero a Lucio Zanato. Ovviamente continueremo a parlare di questo caso anche quando avremo poi notizia delle cause della morte di questo 55enne nel corso dei nostri telegiornali a partire da domani e anche nella prima edizione ovviamente di domani. E continuiamo con la cronaca. Tentato omicidio di via Castelmenardo, la polizia ha chiuso il cerchio, sono saliti a 10 giovanissimi coinvolti o comunque presenti nella drammatica vicenda avvenuta giovedì scorso nel cuore di Treviso. La polizia ha identificato altri 2 ragazzi. Il gruppo presente all'aggressione del 22enne ferito era formato da giovanissimi, la metà erano minorenni. Rimangono stabili seppur gravi le condizioni del ragazzo ferito, con un coccio di bottiglia al collo, una lite scatenata molto probabilmente per motivi legati alla droga. E intanto si è svolto nel tardo pomeriggio il tavolo di coordinamento sicurezza tra prefettura, comune e forze dell'ordine. L'obiettivo è di evitare nuovi episodi di violenza durante le festività in vista del Capodanno, quando in piazza dei Signori si celebrerà la consueta festa per celebrare l'anno nuovo. Vice Sindaco, riunione in prefettura per stabilire che cosa? Per stabilire il piano di sicurezza per l'ultimo dell'anno, visto che avremo la festa qua in piazza e c'era un grande afflusso di persone qui in città, e quindi abbiamo deciso di fare un incontro per valutare i vari rischi connessi a un evento del genere. Soprattutto dopo quello che è successo negli ultimi giorni? No, in generale legato soprattutto alla parte antincendio e a quelle che sono le vie di deflusso rispetto alla piazza Signori. Però rafforzerete i controlli per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo di superalcolici e quant'altro? Beh, c'era l'ordinanza identica a quella dell'anno scorso e soprattutto staremo attenti all'utilizzo di bicchieri in vetro o bottiglie, perché chiaramente è sempre connesso al rischio di tante persone in giro e quindi qualcuno si potrebbe anche far male. Ma ci sarà un aumento oppure si ricarica come l'anno scorso, diciamo, il dispositivo di sicurezza? Beh, in questo momento si sta valutando le vie di fuga e in base a quello poi valuteremo quanti addetti mettere in città per fare il piano di sicurezza. E continua a tenere banco la polemica fra Fabio Crea e il sindaco Mario Conte sul tema sicurezza. A parlarne ieri sera a Ring il vice segretario regionale della Lega Riccardo Barbisan e il responsabile enti locali di Fratelli d'Italia Marco Della Pietra. Proprio quest'ultimo lancia una provocazione, mentre per il carroccio l'ironia di Crea sui banchetti della Lega per la sicurezza in città nel 2017 lo accomunano ormai più al PD che alla maggioranza.
Non sono uno stratega politico, però visto e considerato anche le prospettive, no, da qui a un anno / un anno e mezzo, magari potrebbe anche essere una mossa politica della serie troviamo il modo per, ma non voglio crederci. Una mossa da parte di chi? Da parte della Lega. Assolutamente no, la vicenda trevigiana non riguarda elezioni regionali che non sappiamo ancora quando si terranno. Il fatto che questa sera Pelloni scimmiotti Crea o Crea scimmiotti Pelloni dovrebbe indurre l'avvocato Crea a chiedersi da che parte si è messo. Io nel momento in cui Pelloni mi dà ragione mi chiedo cosa ho sbagliato nella vita, ecco, e quindi sinceramente fossi nel caso di Crea direi ma che fine ho fatto se addirittura quelli del PD mi danno ragione. Nel momento in cui Fabio Crea dice di non aver nessun ruolo di partito e di muoversi da libero cittadino, almeno in parte, pur essendo altrettanto un importante esponente di questo partito, almeno per la nostra città, credo che buona parte della questione si possa anche derubricare. Resta il fatto che sinceramente il mio ufficio, ma tanto più quello del sindaco a 100 volte, è aperto ad ogni suggerimento, anche ad ogni critica. Vedi Riccardo, tu dici Crea che scimmiotta Pelloni o Pelloni che scimmiotta Crea, però di fatto c'eravate anche voi a raccogliere le firme, che fossero due cose diverse, sono due cose diverse, ci sta che i fatti non fossero questi, però è normale che il cittadino esponga il proprio malessere. Rapina al negozio Petrin in Vicolo Rialto, identificati i presunti autori del colpo, si tratta di una 27enne e 2 minorenni. La polizia li ha identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza dei negozianti. Nei guai sono finite 3 persone, una 27enne che è stata posta agli arresti domiciliari e 2 minorenni, una ragazza ed un ragazzo di 17 anni denunciati a piede libero. La rapina era stata compiuta lo scorso 7 settembre ai danni del negozio Petrin nel cuore di Treviso. Un colpo messo a segno in pieno centro, nel centralissimo Vicolo Rialto. La 27enne era entrata in azione con 2 complici minorenni. Una volta all'interno del negozio di abbigliamento hanno fatto finta di acquistare un capo, poi si sono diretti verso la cassa ed è qui che 3 hanno iniziato a spintonare la titolare per portarle via i soldi che aveva nel portafoglio, circa 150 euro. Arraffata la somma, i 3 malviventi si sono allontanati indisturbati, lasciando la proprietaria in lacrime sotto shock, una rapina che aveva scatenato la rabbia dei commercianti. Ci sentiamo poco sicuri. Fa molto specie e anche molta paura, perché insomma una rapina del genere in queste giornate così sì. Alle 10 di sabato mattina in pieno centro è impossibile, dai. In poche settimane dopo la denuncia presentata dalla titolare del negozio, i poliziotti della squadra mobile hanno identificato i rapinatori. La 27enne è già aggravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Lei e 2 minori dovranno rispondere dell'accusa di rapina in concorso. L'attività della squadra mobile di Treviso, portata avanti sotto il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica, è significativa dell'attenzione rivolta al fenomeno dei reati predatori consumati all'interno degli esercizi commerciali. Attenzione che proseguirà con un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio per il periodo delle festività natalizie per prevenire il verificarsi di altri episodi simili in un momento particolarmente delicato per tutte le attività commerciali. Nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta hanno arrestato un cittadino moldavo di 30 anni senza fissa dimora in Italia che a 00:30 è stato fermato per un controllo a Olmi. Perquisito aveva con sé un coltello a serramanico con la lama di quasi 8 centimetri. Sull'individuo pendeva un arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca perché è ritenuto responsabile di una rapina a mano armata commessa il 3 settembre 2024 ai danni di un supermercato d'Augusta in Baviera. È stato arrestato oltre che denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, rinchiuso in carcere a Santabona in attesa dell'estradizione. Armati di mitra sono entrati in farmacia a Badoere, paura ieri pomeriggio quando 2 banditi hanno fatto irruzione nella farmacia Tonicello.
Sono entrate 2 persone incappucciate con un passamontagna, una delle 2 brandiva un'arma, sembrava un mitra, e niente, sono entrati velocemente urlando. Sono corsi verso la cassa, hanno afferrato la cassa col suo contenuto e sono scappati. Tutto è durato all'incirca 1 minuto. Rapidissimi, risoluti, armati, attimi di paura alla farmacia Tonicello in via Sant'Ambrogio a Badoere di Morgano. Sono le 5:30 del pomeriggio quando i 2 banditi entrano nei locali, urlano e decisi si dirigono alla cassa raffando circa 1.000 euro. Urlavano, chiedevano appunto dove erano i soldi e brandivano quest'arma pur non avendocela mai puntata addosso, quindi sinceramente tanto spavento, però ecco, non ho avuto paura da dire che potessero spararci, ecco, probabilmente non so neanche se l'arma era vera. Dopo il colpo, rapidissimi, i 2 sono usciti e sono scappati su una Golf nera in direzione Scorzè. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora conducono le indagini. Non è chiaro se i rapinatori fossero italiani. Urlavano solo soldi, quindi sinceramente parlavano italiano, però dire se fossero italiani o stranieri non lo saprei. È il secondo colpo in una farmacia della Marca in appena 3 giorni. Sabato pomeriggio ad essere presa di mira da un rapinatore la farmacia centrale di Montebelluna. Anche in quel caso l'uomo era armato di pistola, non si sa se vera o giocattolo, priva di tappo rosso. Su entrambi i colpi indagano i carabinieri. Un confronto con il ministro della Giustizia Nordio sull'inasprimento delle pene visto il crescente numero di furti e atti di violenza nel territorio. A sollecitarlo Christian Demma di Furti in Corso, che invita i 20.000 iscritti all'associazione a sommergere di email il Ministero. Spaccio, aggressioni, furti, rapine, la cronaca degli ultimi giorni ha spinto il presidente di Furti in Corso Christian Demma a lanciare via social una mobilitazione pubblica per chiedere un confronto sugli strumenti che forze dell'ordine e giustizia hanno attualmente a disposizione, evidentemente troppo scarsi per affrontare una deriva ampiamente prevedibile. Ad oggi il problema di droga a Treviso c'è, come il problema delle baby gang c'è, come il problema che oggettivamente ci sono delle violenze anche nel centro storico molto spesso. Fatti che succedono continuamente. Ieri l'altro hanno beccato dei ragazzini con pistole finte eccetera che fermavano delle macchine, ma io mi chiedo, dovevamo arrivare a tutto ciò per rendersene conto? A mio parere non è più possibile andare avanti così, ma proprio non è più accettabile, la gente è stanchissima, è sfinita, non ne può più. Occorre inasprire le pene, secondo il presidente di Furti in Corso, che si rende disponibile a un confronto diretto col ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, e per sollecitarlo invita i cittadini a sommergere di messaggi l'email del ministero. Tutti quanti ce la firmiamo con un nome, cognome e via dicendo e scriviamo al ministro Nordio, se siete d'accordo, perché il ministro non incontra in Antenna 3 il presidente Demma Christian, dove vuole chiedergli da molto tempo perché non possiamo inasprire le pene, perché visto che per il codice della strada, per sicurezza ma anche per cassa, è stato cambiato in un lampo, si possono fare se si vogliono le cose, giusto? È una questione di volontà, incalza Demma. Voglio capire perché non si vuole fare una riforma di giustizia che vada a rendere la situazione molto più sicura, mettere in famosa gattabuia i maggiorenni che sbagliano e anche i minorenni nei famosi vecchi riformatori. Adesso non si chiamano più così, ma non importa. Per ora mi prendo questa responsabilità di parlare io col ministro Nordio. Chi sono io? Sono un cittadino che si è rotto le scatole, che non si sente sicuro, sono una persona che più o meno in qualche maniera cerca di rappresentare un po' più di 20.000 persone che anche loro non si sentono sicuri. Operazione antidroga dei carabinieri di Dosson, pacco inviato dalla Spagna alla Marca con dentro 350 grammi di stupefacente, perquisizione a carico di 3 soggetti, 2 dominicani e un italiano. 2 chili di marijuana suddivisi in 11 sacchetti sottovuoto spediti dalla Spagna e recapitati a un corriere di Casier. Sono quelli scovati dai carabinieri della stazione di Dosson col supporto dell'unità cinofila di Torreglia nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura di Treviso. Destinatari del pacco 3 soggetti, un 25enne di origini dominicane domiciliato a Treviso, un 23enne, anche lui dominicano residente a Casier ma domiciliato a Villorba, e un 21enne italiano residente a Treviso, tutti già noti alle forze dell'ordine. I 3 sono risultati responsabili della ricezione del plico contenente lo stupefacente avvenuta lo scorso 30 luglio. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti in possesso del 25enne 350 grammi di sostanze tra hashish, marijuana e cocaina rosa. Il giovane è stato arrestato. A carico del 21enne invece un bilancino di precisione, un grinder e un blocchetto con dati contabili dello spaccio. La droga è stata sequestrata e il 25enne condotto in carcere, ma le indagini proseguono per definire i contenuti
contorni dell'attività del gruppo. Ed ora torniamo a parlare del delitto di Sofia Melnik, la 46enne trovata morta in un dirupo a Borso del Grappa. Per la procura fu omicidio-suicidio. Ad uccidere la donna il compagno Pascal Albanese di 50 anni che poi si tolse la vita. Un giallo, quello di Sofia Melnik, che aveva tenuto con il fiato sospeso l'intera Marca trevigiana. Sono passati quasi 7 anni da quella tragedia. Ora la procura ha disposto l'archiviazione del caso. Sarebbe stato il compagno Pascal Albanese, 50 anni, ad uccidere la donna, 46enne. Lei sparì nel nulla a metà novembre del 2017. Il suo corpo venne ritrovato il 28 dello stesso mese in fondo ad un dirupo a Borso del Grappa, nei pressi di Romano de Zelino. 12 giorni dopo anche il compagno fu trovato morto impiccato nella sua abitazione a Cornuda. La donna voleva lasciare il 50enne per un altro uomo con il quale aveva intrecciato una relazione. Questa potrebbe essere stata la causa scatenante che avrebbe portato l'uomo a picchiare e poi ad abbandonare in un dirupo la 46enne ucraina. Tante erano le domande che non hanno mai trovato una risposta, entrambi morti con segreti che nessuno ormai riuscirà o potrà più chiarire. Per la procura comunque si è trattato di un omicidio-suicidio. Il caso giuridicamente si è chiuso. Non hanno mai creduto però a questa verità i familiari di Pascal, che hanno sempre pensato che ci fossero delle piste alternative e che il 50enne mai avrebbe ucciso Sofia. Sarà una perizia cinematica a chiarire l'esatta dinamica della tragedia avvenuta in località Conscio a Casale sul Sile. A disporre alla Procura di Treviso uno schianto in moto che non lasciò scampo a Samuele Lazzari, 21 anni. Il giovane era in sella alla sua moto quando venne urtato nella parte posteriore da un'auto condotta da un ragazzo indagato, per ora soltanto come atto dovuto dalla Procura. L'incarico sarà conferito nei prossimi giorni. All'attenzione degli investigatori ci sarebbe la posizione in strada della moto che potrebbe essersi trovata troppo a destra, finendo per sbattere contro la macchina che stava uscendo dalla laterale. Ed ora andiamo a Riese Pio X, che ha salutato per l'ultima volta Sergio Piva, l'89enne deceduto in un grave incidente stradale la scorsa settimana. Grazie papà per essere il nostro padre. Non smetteremo mai di cercare la tua luce e di portarla con noi nelle nostre vite. Ti vogliamo bene. Con la voce rotta dall'emozione, i figli Giovanna e Stefano hanno dedicato delle parole al loro padre, Sergio Piva, l'89enne deceduto in un grave incidente avvenuto giovedì scorso su via Schiavonesca, a circa 500 metri dalla sua abitazione. A bordo della sua Toyota Yaris rossa, Sergio era morto sul colpo nell'incidente avvenuto fra la sua auto e un furgone di trasporti Amazon proveniente dalla direzione opposta, che aveva colpito la sua utilitaria proprio all'altezza del lato guida. Continueremo a sentirlo dentro di noi nei piccoli gesti quotidiani e nei momenti importanti, consapevoli che lui sarà fiero di noi. Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta Sergio, detto Baldin, nella chiesa di Riese Pio X. Era un volto conosciuto e amato nel suo quartiere. Dopo una carriera presso la Berco di Castelfranco, l'89enne in pensione nutriva una grande passione per la vita che ha trasmesso a tutti, amici e familiari. Luce e timore per la famiglia. Comunicava gioia ed entusiasmo di vivere. Una passione che si esprimeva in tanti modi. Potremmo dire un primo modo la passione del stabilire positive relazioni con le persone di fatto. Vediamo a conclusione della sua vita quanti voi siete qui presenti. Lo piangono i figli Sandra, Stefano e Giovanna, i nipoti Annalisa ed Enrico e la moglie Ivana. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Siamo tornati in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Nella maratona notturna in Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che stanzia 50 milioni per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
Ammonta a 50 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni per il 2026 l'incremento del contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Lo prevede un emendamento alla finanziaria presentato dalla maggioranza insieme ad Azione d'Italia Viva ed approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, un fondo che garantirà una maggiore presenza degli insegnanti di sostegno nelle classi. In Veneto sono 1544 alunni. L'insegnante di sostegno nella scuola statale è pagato dallo Stato direttamente, dal Ministero dell'Istruzione. Nelle nostre scuole invece riceviamo un contributo che è naturalmente insufficiente a pagare un dignitoso stipendio all'insegnante di sostegno. Soddisfazione da parte della FISM per questo emendamento che va nella direzione dell'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità. Ad oggi circa, parlo della provincia di Treviso, arrivavano a bambino dallo Stato circa 6.800-6.700 euro a bambino certificato, quindi con disabilità, per l'insegnante di sostegno. Con l'emendamento votato oggi ci sarà un aumento del 4% del fondo e quindi sicuramente ci sarà qualche migliaio di euro in più che aiuterà le nostre scuole ancora di più ad impegnarsi sul fronte dell'inclusione senza gravare sulle rette anche degli altri bambini. Arrabbiato con il figlio abbandonato per dispetto, il cane del giovane lasciandolo a bordo strada a tarda sera in via Lovara a Campigo. Un 60enne di Videlago è stato però identificato e rintracciato dalla polizia locale di Castelfranco e rischia ora l'arresto e un'ammenda fino a 10.000 euro. Il caso alcune settimane fa, il cagnolino era stato poi raccolto da alcuni passanti che avevano allertato forze dell'ordine e servizio veterinario. Subito erano scattate le indagini. Nel frattempo il figlio del 60enne era andato a cercare l'animale al canile. Convocato al comando dei vigili, il padre ha parlato di un momento di forte stress e rabbia con il figlio, abbandonando il cane per fargli un dispetto, ma rischia ora pesantissime conseguenze. Assemblea annuale di Confapi Venezia Treviso, oltre 200 imprenditori si sono confrontati a Mogliano sullo stato dell'economia e le sfide che le piccole e medie imprese del territorio dovranno affrontare nel 2025. Una fotografia dell'economia del territorio, gli scenari futuri e le sfide per le piccole e medie imprese al centro dell'assemblea annuale dei soci Confapi Venezia e Treviso. Oltre 200 imprenditori riuniti a Villa Braida alla presentazione della ricerca del Centro Studi di Intesa San Paolo sulle prospettive economiche per il 2025. Certamente rimane confermato un momento di raffreddamento legato anche al fatto, insomma, abbiamo tutti visto un po' le difficoltà della Germania anche in ambito europeo e intere filiere, però allo stesso tempo in questo momento l'Italia e anche il nostro territorio è fortemente sostenuto dal mondo dei servizi e noi vediamo in futuro delle prospettive interessanti, intanto perché accompagnate da un sostenuto calo dei tassi di interesse e quindi la possibilità per le imprese anche di andare ad investire. E proprio gli investimenti rappresentano una delle sfide per gli imprenditori in un contesto economico segnato ancora da costi e rincari, a cominciare da quello dell'energia. Noi aspettiamo anche quello che si prospetta per esempio anche sul fronte degli investimenti, dove esserci un calo ulteriore dei tassi di interesse. Questo potrebbe portare giovamento proprio per chi ovviamente vuole fare investimenti, anche investimenti importanti. Vi ricordo che una volta era ben diverso il mercato, adesso il mercato è molto complicato, cambia molto velocemente, le aziende devono sempre essere pronte a soddisfare quelle che sono le nuove richieste e ovviamente saranno sempre di nuovi investimenti. Un quadro globale complesso che vede comunque le piccole e medie imprese al centro del tessuto socio-economico del territorio. Le sfide sono sfide note, perché il nostro Paese ha un problema di rapporto tra deficit e PIL. Le piccole e medie imprese, il sistema e le piccole e medie imprese aumenta il PIL. E quindi siamo centrali per la vita economica e sociale di questo Paese. Bisognerebbe tenerne conto. Noi come piccole imprese sappiamo cosa fare e insomma cerchiamo tramite riunioni come quelle di questa sera di raccogliere le nostre istanze e portarle anche alla parte politica. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
Olimpiadi 2026 addirittura d'arrivo i lavori di realizzazione della pista da bob. La Eugenio Monti 2 dovrà essere pronta per il test di pre-omologazione, in calendario il prossimo 24 marzo. La soddisfazione è diffusa. Sono passati 10 mesi dall'avvio del cantiere e a 3 dalla preomologazione prevista il prossimo 24 marzo. I lavori di realizzazione dello sliding center di Cortina procedono a pieno regime nel rispetto del cronoprogramma. Queste immagini, riprese dalla cabinovia che dal centro della città porta a Col Druchet e postate su Facebook nella pagina Riapriamo la pista di bob di Cortina, mostrano in modo eloquente lo stato di avanzamento dei lavori e certo colpisce l'impatto del maxi cantiere in cui lavorano attualmente 180 persone tra dipendenti della Pizzarotti e quelli delle imprese subappaltatrici. 1650 metri di lunghezza, 16 curve e un dislivello di 110 metri. Così si presenta il tracciato di gara ancora incompleto ma che sta galvanizzando gli appassionati. Gianfranco Rezzatore, presidente del Bob Club Cortina. Sono molto fiducioso che le cose vadano nel miglior modo e nei tempi soprattutto, perché noi dobbiamo presentare una pre-omologazione per il 24 di marzo e di conseguenza a quel periodo lì dovrebbe essere tutto già organizzato, tutto pronto. Ieri il commissario di governo Saldini, Simico e l'impresa Pizzarotti hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento lavori in occasione di un incontro prefestivo con tutto il personale coinvolto nel cantiere, mentre in serata è stata la Pizzarotti a incontrare cittadini e associazioni di Cortina per un momento di condivisione e di informazione. Sembra che i lavori stanno andando molto veloci, molto precisi e mi sembra che stanno rispettando tutta la previsione e il programma che era stato definito già quest'estate. Cioè, quello che riguarda il tracciato vero e proprio sarà finito e verrà consegnato il 15 di marzo ai ghiacciatori che faranno il ghiaccio per poter fare le discese. Poi invece tutta la parte che riguarda le strutture, cioè le cose esterne al circuito proprio vero e proprio, quelle vengono fatte durante l'estate. Da sfida quasi impossibile alla realizzazione di un sogno, in mezzo mesi di lavoro intenso verso la meta che oggi appare alla portata, pur se qualche giorno fa Fondazione Milano Cortina d'intesa con governo e Simico ha comunicato all'ente gestore che l'impianto di riserva sarà quello di Lake Placid nello stato di New York, ma nessuna paura, le gare si svolgeranno a Cortina. Annota il commissario Fabio Saldini: è stata dimostrata una dignità del lavoro commovente. Nessuno di noi lavora per se stesso, ma le persone per bene possono fare qualsiasi cosa, anche una pista da bob. Sarà Michele Tittone il nuovo delegato del soccorso alpino della zona Dolomiti Bellunesi, competente per l'area Belluno e Treviso, e subentrerà all'uscente Alex Barattin nel triennio 2025-2027. Tittone sarà affiancato da Giorgio Farenzen, a suo vice da Dimitri De Gol vicario. Il neo responsabile è volontario del soccorso alpino dal 2001, ricopre la carica di istruttore regionale da 15 anni e di tecnico di elisoccorso da 14 anni. Michele Tittone è stato il primo capo stazione delle Prealpi trevigiane, fondandola nel 2004, e coordinatore dei tecnici di elisoccorso. La nuova squadra sarà operativa dal prossimo 1° di gennaio. 1 milione di bricche di latte, migliaia di brochure e totem informativi contro le truffe agli anziani è la nuova frontiera della campagna di prevenzione diffusa promossa dai carabinieri del comando provinciale di Belluno d'intesa con Latte Bosche. Si evolvono e diventano sempre più sofisticate al punto da non destare sospetti le tecniche usate per truffare gli anziani, ma per il gatto e la volpe i tempi potrebbero iniziare a farsi finalmente bui, vuoi per la mutata sensibilità, vuoi anche per la martellante campagna di prevenzione avviata dalle forze dell'ordine. Per tenere alta l'attenzione dei più fragili e di chi si occupa di loro, i carabinieri del comando provinciale di Belluno hanno stretto un patto con la principale azienda lattiero-casearia veneta Latte Bosche, che ha aderito all'iniziativa di veicolare messaggi estremamente importanti e decisivi per l'incolumità degli anziani. 1 milione di brick di latte, migliaia di brochure, totem e informativi sono pronti ad entrare nei supermercati del Veneto, sia della grande distribuzione che dei negozi tradizionali, per fornire ai più fragili la possibilità di difendersi dai malintenzionati. Ogni strumento è utile, siamo grati a Latte Bosche per aver aderito convintamente alla nostra iniziativa, afferma il comandante provinciale dell'Arma Enrico Pigozzo, che nel quartier generale dell'azienda ha lanciato
lanciato la campagna contro le truffe agli anziani assieme al direttore generale Antonio Bortoli. Nella casistica delle tecniche di avvicinamento agli anziani c'è quella del finto carabiniere che telefona per annunciare finti incidenti capitati a congiunti o per comunicare che un parente è stato arrestato. Spiega determinato il colonnello Pigozzo: nessun carabiniere può ricevere o accettare denaro, men che meno gioielli, per risolvere qualunque situazione. In caso di dubbi o se succede qualcosa di questo tipo, l'unica cosa da fare subito è quella di chiamare il 112. È ripartita la rubrica dedicata a voi e alle attività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se volete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso: 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. E dunque siamo alla nostra rubrica Il tuo presepe. Stasera le creazioni di Camilla e Melissa Moret di Santa Lucia di Piave, Deni Michelin di Vedelago, Dino Zanetti di Castagnole di Paese e Francesco e Giulio Cambone di Piavon di Oderzo. Pizza pies and carousels, the fountains and the wishing wells. Remember when we roamed in Italy? E questa era la nostra ultima notizia. Io ora vi lascio la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata.